visto che il sole ha fatto capolino tra le nuvole qui a Sommatino, noi vogliamo parlare della gastronomia appunto di Sommatino. E per parlare della gastronomia prettamente sommatinese, e abbiamo qui in bella mostra questi elementi, abbiamo la signora Angela Tornabene del ristorante La Birrera qui di Sommatino. Allora, qui vediamo, signora, che cosa? Intanto c'è una verdura. Apparentemente è un minestrone. Abbiamo diverse verdure, però non sono le classiche che noi mettiamo nel normale minestrone, perché qui abbiamo i finocchietti selvatici, abbiamo la borragine, abbiamo le carote, le patate, le cipolle. Questo è un piatto, poi alla fine introduciamo noi la farina di grano duro, ha una sua consistenza. Questo piatto è stato molto usato nell'antichità, quando la pasta non era così diffusa come adesso. E poi una caratteristica di questo piatto è quello che quando è freddo si indurisce, e noi col cucchiaio possiamo, quando è ancora, perché ancora è caldo questo, possiamo farne una frittella passandola nella farina e fritta. Ecco. È un ottimo piatto, molto apprezzato. Che ha un nome particolare. Sì, la frasquatola. La frasquatola. O frascatola, a seconda del... E lei dice che è buono. È ottimo. E allora io le garantisco che è allora ottimo. lo assaggiamo perché... Discreto. È un piatto povero, però il gusto no, è veramente buono, sì. E si sente questo sapore del finocchietto selvatico. C'è anche della borragine. Poi abbiamo invece che cosa? Queste li riconosciamo, no? Abbiamo i ceci con la cotenna, e la particolarità è che abbiamo anche la presenza di ceci cosiddetti ceci neri. Sono adesso una rarità, è difficilissimo trovarli, però danno colore al piatto. Allora, Sempre ingredienti molto semplici, parliamo di ceci molto economici, della cotenna, un po' di carota, un po' di cipolla, un po' di sedano, ed è lì il piatto, è buono per la sua semplicità. E allora con i ceci neri dobbiamo assaggiare pure questi ceci. Questo è veramente buono. Bene. Poi abbiamo invece questa una frittata, sì, di favette fresche con cime di finocchietti, e anche questa con ingredienti poveri, non c'è nulla di costoso. Il periodo è adatto alle favette, appunto. Questo è il periodo. E poi facciamo, quindi queste sono cose che trovate solamente più o meno da queste parti. Esatto. Poi invece abbiamo per la gastronomia, come dolci abbiamo proprio tipici di Sommatino il cialdone. È una variante praticamente del cannolo siciliano. Si presenta, anziché avere l'involucro esterno duro, abbiamo invece della pasta morbida preparata al forno, non fritto, e rivestito di queste sono delle mandorle tritate. Qui abbiamo invece del rollò, tipico anche questo di Sommatino. Ecco, perché tipico di Sommatino? Tipico perché abbiamo una foglia di cioccolata che avvolge della ricotta, della crema di ricotta, e qui abbiamo del pan di Spagna imbevuto con del liquore. Bene, e abbiamo così conosciuto anche... abbiamo dimenticato un'altra cosa caratteristica delle nostre parti. Abbiamo la muffuletta. Questo è del pane di grano duro che di solito noi prepariamo per le feste invernali come l'Immacolata, Santa Barbara, San Martino. Ma è dolce o salato? No, è salato, lo si può però condire sia dolce che salato all'interno, prendolo. E la caratteristica è che oltre ad avere i semi di sesamo, all'interno abbiamo dei semi di finocchio che quando viene scaldato emana un profumo speciale. Bene, qui vediamo che comunque sia il finocchietto che il finocchio è ben in uso, si vede che è una caratteristica di queste parti. Sì, Grazie. È una verdura molto aromatica e non la si può coltivare in serra perché è qualcosa che cresce spontaneamente. Ci sono stati dei tentativi ma non sono mai riusciti. Qui la natura prevale.
Ed ora vogliamo conoscere il parroco della Chiesa Madre. E parroco della Chiesa Madre di Sommatino è l'arciprete Giuseppe La Greca. Padre Giuseppe, allora, vogliamo iniziare a descrivere questa Chiesa Madre? La Chiesa, intanto, è nata, è stata costruita non per essere la Chiesa Madre, perché la Chiesa Madre si trovava qui di fronte, a qualche centinaio di metri, ma è crollata all'inizio del secolo e quindi è stata utilizzata questa chiesa. A dire il vero, questa è stata costruita dai principi Trabia come cappella dei principi Trabia che, essendo devoti di Santa Margherita, l'hanno dedicata a Santa Margherita. La chiesa madre precedente era dedicata alla Madonna dell'Itria, quindi essendo nata come una cappella, anche se di principi, non è sufficiente per accogliere i fedeli come dovrebbe fare una chiesa madre che accoglie tutti i figli, cioè voglio dire che è piccola in confronto a quello che è il servizio pastorale che noi assicuriamo al paese di Sommatino. È intitolata a Santa Margherita, Vergine Martire di Antiochia. All'ingresso della chiesa ci sono due statue, quella di Santa Barbara, che è la patrona del paese di Minatore, quindi è logico che avessero come patrona Santa Barbara, e poi la statua di Santa Margherita che ha una colomba in testa, e tutti vogliono sapere qual è il significato di questa colomba. Sappiamo bene che la colomba è il simbolo dello Spirito Santo che sostenne nel carcere e quindi nella persecuzione la fede di Santa Margherita. Ci sono altre statue molto belle, quelle di San Giuseppe, in legno di cipresso, pesantissima, molto bella dal punto di vista anche artistico. Caratteristica di quella statua è il gonnellino scozzese che la rende veramente simpatica. C'è anche la statua di Santa Lucia e anche qui c'è un riferimento che riguarda il passato. Era la statua questa di Santa Barbara che era ospitata in una chiesetta proprio di Santa Barbara, l'hanno trasportata qui alla Chiesa Madre e l'hanno trasformata in Santa Lucia. Quella, essendo piccolina, la chiamavano qui a Sommatino Santa Barbareggia.